Allora, prima di dare la parola nuovamente a lei, perché parliamo di risorsa idrica comune, voglio avere la conferma che mi sembra ci sia una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Mi sa che è caduta la linea. Allora, pronto in linea? No, allora recuperano la linea perché mi sa che è caduta, abbiamo sentito il segnale, appena la recuperano diamo la parola al telespettatore, però intanto vorrei farle completare un po' il discorso e l'importanza di gestire a livello europeo la risorsa idrica. Sì, chiaramente ci devono essere, c'è un piano a livello regionale sugli invasi, sulla nostra... Però chiaramente mancano i finanziamenti, okay? E quindi sarebbe opportuno che la comunità europea con i nuovi magari provvedessero a questi finanziamenti per mettere in atto questi invasi sia nella raccolta ma che anche quando serve meno l'acqua. Ma che è un'esigenza solo italiana, solo del nord di certe zone o un'esigenza sentita a livello europeo? No, è un'esigenza soprattutto italiana, certo. Perché a noi interessa moltissimo con tutti gli episodi che sono successi nell'ultimo periodo, insomma, ecco, se non ci fossero stati gli invasi, per fortuna ci sono, ma non bastano. Non bastano, bisogna farne ancora, quindi. Non bastano. L'acqua si può conservare? Sì, la si può conservare e dopo quando manca chiaramente la possiamo riutilizzare. Però sono lavori importanti, cioè necessitano anche di molto tempo. Sì, necessitano sicuramente di molto tempo e chiaramente necessitano anche di molti finanziamenti. Quindi è necessario che intervenga l'Europa. Presidente, il commercio, anche questo è un altro tema importante per voi? Sì, riguarda la parte della filiera, no? Noi abbiamo sempre detto, l'abbiamo ripetuto anche in trasmissione molto spesso e lo continuiamo a dire. È necessario che venga fatto un ragionamento serio rispetto a quello che è la grande distribuzione e quanto viene riconosciuto all'azienda agricola per i prodotti che vende alla grande distribuzione. Noi vediamo società di grande distribuzione che hanno grandissime capacità di investimenti, li stanno facendo anche sui nostri territori spesso e volentieri, quindi c'è della marginalità rispetto alla vendita anche delle materie prime che noi forniamo e crediamo che sia corretto che questa marginalità venga redistribuita lungo la filiera, cioè non è possibile che continuiamo ad avere rispetto a 100, fatto 100 il valore finito di quello che noi acquistiamo al supermercato, che all'agricoltore arrivi solo 10-12. Questo è inaccettabile sotto il profilo dei rischi che ci assumiamo, delle difficoltà che abbiamo, come abbiamo sentito prima rispetto ai cambiamenti climatici e agli investimenti che dobbiamo fare per produrre. Su questi elementi io credo che anche l'Europa possa battere un colpo e debba battere un colpo per dare dignità al lavoro agricolo. Grazie. C'è la telefonata, pronto? Sì, pronto? Pronto, buongiorno, dove chiama? Sì, chiamo da Romano di Sonzo. Prego. Senti, volevo chiedere, siccome, ma però non vedo sul canale qua la mia telefonata, c'è qualcosa che non va. No, ma lei ci parli, noi la sentiamo, dica tutto. Ah, ok, va bene, io praticamente ho ritenuto opportuno di andare in pensione con 42, praticamente 43 anni, insomma, di contributi. Siccome la pensione praticamente... Ma lei è del settore agricolo? No. Allora guardi, io credo che lei si sia confuso perché questa qua è una trasmissione, infatti c'è stata una replica che parlava delle pensioni, questa invece è una puntata in diretta e parliamo dell'agricoltura. Ho capito, perché vedo tutto un altro programma. Infatti. Allora guardi, io le invito, lasci giù il suo numero di telefono, poi noi la mettiamo a contatto con chi si occupa di questo di pensioni, va bene? Sì, il problema mio, sa qual è? Che avendo una pensione proprio veramente scarsa, devo andare a lavorare dall'altra parte. Il problema è che io sto parlando di 1100. Lo so, ma io non posso, guardi, adesso non sono proprio in grado di darle una risposta. La mettiamo a contatto, la ringrazio di aver chiamato, con chi si occupa di pensioni può darle delle risposte anche con grande competenza. Adesso siamo nel settore, stiamo parlando di agricoltura, va bene? Grazie. Grazie molte. Torniamo a noi. Questo è il discorso del commercio. La PAC ha un peso importante nel bilancio. Che cosa vorreste? Allora, noi abbiamo visto, io partirei dalle difficoltà che ci sono state in quest'ultimo giro di PAC. La PAC è stata riformata di recente, si sono rilevate delle difficoltà di applicazione che hanno comportato poi una serie di tensioni sociali che noi abbiamo visto anche alla fine dell'anno scorso.
e crediamo che debba essere ragionata rispondendo delle necessità dell'agricoltura, anche dell'agricoltura italiana, non solo delle grandi aziende diciamo del centro-nord Europa. Su questo va fatta una riflessione seria rispetto a chi è il vero agricoltore da un lato, cioè a chi finiscono i soldi della PAC, e soprattutto che vengano rispettate anche le dimensioni aziendali, venga data la possibilità alle aziende agricole tipiche dei nostri territori di sopravvivere anche grazie agli aiuti europei, perché in questo modo riusciamo anche a fornire i prodotti ad un prezzo diciamo inferiore rispetto a quello che siamo costretti a richiedere in questo momento, perché l'equilibrio tra quello che sono i costi e la vendita dei nostri prodotti passa anche attraverso l'elemento diciamo di contribuzione europea, che ha due funzioni: da un lato quello di riuscire a mantenere attive le aziende sul territorio e dall'altro lato di indirizzare le evoluzioni delle nostre aziende agricole appunto rispetto alle sfide che ci vengono poste anche dalla società. Tutto il ragionamento sull'aumento per esempio della parte biologica piuttosto che dal minor utilizzo di fitofarmaci. Queste sono sfide diciamo ambientali che riguardano il settore agricolo e sulle quali il ragionamento deve essere fatto di premialità e non per mantenere la contribuzione che c'era fino a 2 anni fa. Diciamo, questa è una critica rispetto alla PAC che c'è adesso. Noi riteniamo che ci sia la necessità di ragionare su questi due aspetti e soprattutto di eliminare posizioni di rendita che derivano da quello che sono i contributi europei. Cioè, i contributi devono arrivare agli agricoltori che veramente fanno agricoltura e che come dire, producono in maniera sostenibile i propri prodotti. 2 parole, perché mancano 2 minuti, sull'innovazione, la ricerca e la formazione sui giovani. 2 elementi fondamentali per i quali è imprescindibile immaginare l'agricoltura di domani. Da un lato la possibilità di avere maggiore ricerca in ambito agricolo. Noi vediamo che le sfide sono sempre più insistenti e sempre più varie, partendo dalle fitopatie come la PSA, la peste suina africana, come l'influenza aviaria. Sulle fitopatie delle piante invece, cioè per quanto riguarda le varie malattie che le nostre piante possono subire, comprese anche la parte dei vigneti che stanno soffrendo in questo periodo. Per far questo, per affrontare in maniera importante questi argomenti, è necessario avere gli strumenti adeguati che rispettino l'ambiente ma che ci diano la possibilità di coltivare e di continuare a produrre del cibo sano. I giovani e le donne sono gli altri 2 elementi che secondo noi devono essere valorizzati in ambito europeo. I giovani perché è necessario come dire, che ci sia un cambio generazionale importante, l'abbiamo parlato più volte, del nostro settore che sta sempre più invecchiando, invece c'è necessità sia per il futuro ma anche per la maniera di costruire le proprie aziende agricole, di avere forza vitale nuova che si insedi e che possa sperare in un futuro degno anche sotto il profilo economico nel mondo dell'agricoltura. E le donne, mi permetta questo passaggio, è necessario che vengano valorizzate nel loro ruolo più generale all'interno anche di quello che è la loro aspirazione imprenditoriale all'interno del mondo agricolo. Noi abbiamo tantissime aziende agricole di donne e devono essere aiutate sotto il profilo sia dei contributi, della formazione ma anche della possibilità di avere aziende agricole che siano in grado di affrontare il mercato e anche le tematiche che sono sul tavolo. Quindi capitoli dedicati proprio a questo. Specificatamente a questi 2 elementi. Sì. Elemento sentito, come avevo chiesto alla Presidente, anche lei, all'Italia, al nostro territorio, o è un tema sentito anche in Europa? Soprattutto nel nostro territorio, perché nel resto dell'Europa abbiamo situazioni diciamo di aziende agricole che sono di dimensioni totalmente diverse e che raramente sono anche imprese individuali, mentre nel nostro territorio noi abbiamo aziende agricole che per la maggior parte, la stragrande maggior parte, sono aziende individuali, sono pochissime le società di capitali, di estensione medio-piccola rispetto a quello che è il panorama europeo e mondiale, neanche ne parliamo, e su questi 2 elementi devono essere fatti dei ragionamenti specifici all'agricoltura italiana proprio per poter garantire il ricambio generazionale e la continuazione dell'attività agricola nei nostri territori. Allora, grazie il Presidente della CIA Padova di essere stato qui con noi, Luca Trivellato, grazie anche a Cristiana Scarabello, Presidente Zona CIA Padova, di essere stati qui con noi. Se avete bisogno di rivedere, di capire un po' meglio i vari punti che sono molto importanti, avere una consulenza, un aiuto, un supporto, rivolgetevi direttamente alla CIA nelle
varie sedi territoriali, CIA Padova in modo particolare, con una prestigiosa nuova sede via, potrà accogliere e soddisfare le vostre esigenze, domande e tutti i quesiti. Grazie di averci seguito, buon proseguimento, grazie ai nostri ospiti di essere venuti. Grazie a voi.